Due stanze diverse, lei in quella che generalmente i giudici usano come camera di consiglio, loro in un'aula del Palazzo di Giustizia. Non fu un rapporto consensuale, ha detto ai magistrati la 19enne di Palermo violentata dal branco il 7 luglio scorso. Un racconto lucido e pacato, in tutto conforme a quello raccolto dai carabinieri e che smentisce ancora una volta la tesi dei difensori. Volevo stare solo con Angelo Flores, ha detto la ragazza, negando di essersi appartata con i 7 per avere con loro un rapporto di gruppo. Con Flores, il più grande degli accusati, aveva già avuto incontri sessuali, ne era innamorata. È stato lui a riprendere gli abusi col cellulare e a condividerli con gli amici, video che adesso costituiscono una delle principali prove a carico dei ragazzi. Il PM l'ha voluta sentire a porte chiuse in un'aula del tribunale per evitarle lo stress psicologico del faccia a faccia. Lei non poteva vedere in faccia i suoi aguzzini. Gli indagati, tutti in stato di detenzione in una stanza separata, la potevano vedere e ascoltare. Al GIP la 19enne, oggi ospite di una comunità protetta, ha raccontato per circa 6 ore di aver incontrato il gruppo alla Vucciria nel centro storico di Palermo, di aver bevuto e di essersi allontanata con loro raggiungendo il Foro Italico. Poi la violenza. La vittima era arrivata in tribunale da un ingresso laterale accompagnata dal fidanzato. Accanto a lei per tutta la durata della testimonianza anche una psicologa. La ragazza ha retto il confronto con i difensori ripercorrendo quella notte, le botte, le violenze, le richieste di aiuto ai passanti rimaste inascoltate. Il giudice è intervenuto anche bloccando le insistenti domande dei legali sulle abitudini sessuali della 19enne. La parola ora passa alla procura, che probabilmente chiederà per tutti il giudizio immediato. Sono passati 10 anni da quello che rimane uno dei più gravi naufragi nel Mediterraneo dall'inizio del XXI secolo. Era il 3 ottobre 2013. Al largo di Lampedusa un peschereccio carico di migranti si rovesciò causando 368 morti accertati. Nel decennale della strage il Comitato 3 ottobre ha organizzato 4 giorni di dibattiti e testimonianze per non dimenticare. Il peschereccio era partito 2 giorni prima da Misurata carico di eritrei. Alle 5 del mattino si fermò a meno di mezzo miglio dalle coste di Cala Croce. Quando la costa dell'isola era già ben visibile dal mare, qualcuno di quelli che erano alla guida dell'imbarcazione decise di dare fuoco a delle coperte. Le fiamme causarono un incendio. Molti, per la paura, si spostarono velocemente su un lato del barcone, tanto da farlo capovolgere e affondare. Per quelli che erano nella stiva non c'è stato nulla da fare, non riuscirono neanche a muoversi. Sono passati 10 anni e altre 28.000 persone hanno sacrificato le loro esistenze lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Nel 2013 quella del 3 ottobre non fu l'unica tragedia al largo di Lampedusa. Pochi giorni dopo, l'11 ottobre, un altro barcone naufragò in quello che venne definito il naufragio dei bambini. Morirono 268 persone, fra cui 60 bambini. Abbiamo assistito a un'inazione da parte dei governi italiani ed europei che assomiglia tanto a una forma di complicità per queste morti in mare che sono troppe, che sono inaccettabili e che raccontano il vero fallimento dell'Italia e dell'Europa di fronte al fenomeno migratorio. In seguito ai naufragi di Lampedusa il governo italiano rafforzò il pattugliamento nel canale di Sicilia autorizzando l'operazione Mare Nostrum, che durerà però solo un anno per lasciare posto all'operazione europea Frontex. L'attività di ricerca e soccorso oggi si traduce principalmente in controllo delle frontiere esterne senza uno strumento comune di soccorso in mare. C'è chi viaggia per un sogno e chi invece per bisogno. Questo il pensiero, la denuncia nella giornata nazionale delle vittime dell'immigrazione a 10 anni dalla strage di Lampedusa con 368 morti e 20 dispersi. Rifugiati, profughi, migranti forzati sono persone che fuggono in cerca di protezione dopo essere state costrette ad abbandonare da un giorno all'altro tutto. Arrivano dopo aver lasciato alle spalle tutto, affetti, amici e un paese in cui non potranno mai più tornare. E anche Catania ha ricordato uomini, donne e bambini morti con una preghiera ecumenica davanti al mausoleo dei migranti. Vogliamo mettere all'attenzione dell'opinione pubblica che non possiamo tacere, non si può tacere su tutte queste morti. Ed è stato ricordato una cosa bellissima, che queste morti che vediamo qui dietro, in questo mausoleo che è stato fatto a Catania, non hanno nomi, spesso non hanno nomi, non hanno volti. E questo significa dramma su dramma, dolore su dolore per i familiari che non sanno se i loro congiunti sono morti, sono vivi, dove sono, dove stanno. Nel pomeriggio un corteo da piazza Stesicoro a piazza Università. Qui testimonianze dei superstiti e il ricordo dei tanti bambini morti nelle traversate.
Una comunità sotto shock, quella di Furcisiculo, nel Messinese. Questa mattina sono ancora ben visibili i segni dell'efferato omicidio avvenuto nella serata di ieri sul lungomare, a 2 passi dalla piazza più frequentata. 3, forse 4, i colpi di fucile da caccia che sono stati esplosi da Gaetano Nucifora, il 57enne di Roccalumera accusato di aver ucciso l'ex poliziotto Giuseppe Catania, 63 anni. Tutto avvenuto in maniera plateale, davanti a tanta gente. C'erano gli anziani che lì si radunano per la solita partita a carte, c'era chi faceva jogging sul lungomare o semplicemente una passeggiata. Un fatto di sangue così grave, Furci, sulla persona che è conosciuto non solo a Furci ma in buona parte del comprensorio Ionio, è stata una cosa che ci ha scioccato a tutti, non c'è niente da dire. Inaspettato, conoscevamo anche l'omicida, inaspettatissimo. Pippo era una persona bravissima con tutti, amico di tutti. I due si conoscevano da anni, una lunga amicizia, le battute di caccia insieme, ma sotto covava qualcosa non legato al lavoro dell'ex agente della squadra mobile, ma di strettamente privato tra i due, tanto che ieri sera Nucifora è uscito da casa proprio con l'intento di trovarlo. Il 57enne, dopo aver commesso l'omicidio, poi è fuggito, tornato a casa prima di presentarsi ai carabinieri di Roccalumera, che già però erano sulle sue tracce. Ai militari ha consegnato anche il fucile commesso per l'omicidio, quindi nella notte il lungo interrogatorio davanti al pubblico ministero Roberta Laspeme, 2 ore in cui avrebbe ammesso di essere l'autore dell'omicidio e al termine delle quali è stato condotto nel carcere di Gazzi. Il corpo di Catania invece è stato portato all'obitorio dell'ospedale Papardo, dove verrà eseguita l'autopsia. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Taormina e coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio della Procura della Repubblica di Messina. Siracusa ha un nuovo prefetto. Raffaela Moscarella, 60 anni, originaria di Portici nel napoletano, prende il posto di Giusy Scaduto, che dopo 4 anni va a Lucca. Appena arrivata definisce la città come una bellezza straordinaria. Direttamente ho avuto la possibilità di vederla, sia pure in maniera abbastanza veloce, ma mi è bastato per capire che è un territorio splendido, una bellezza straordinaria. La nuova rappresentante del governo arriva da Roma, dove è stata vicario del prefetto. Ha già incontrato il sindaco Italia e i vertici delle forze dell'ordine per un primo quadro sulla città. Ci siamo ripromessi di rivederci, questo anche con il questore e il comandante provinciale dei Carabinieri, di rivederci in un comitato magari già la prossima settimana per condividere quelli che sono un po' i temi sui quali dobbiamo lavorare insieme. Uno dei temi più delicati da affrontare è sicuramente quello dell'immigrazione. Che sicuramente coinvolge un livello locale ma anche un livello centrale ovviamente importante. Io l'ho vissuto sinora dall'altro lato del tavolo, ricevendo i migranti che sbarcavano a Siracusa e che poi venivano distribuiti sul territorio, e questo mi aiuterà certamente nella gestione di questo fenomeno, invece che qui presenta aspetti particolari. Qui c'è una presenza che è un pochino più, più ridotta nel tempo, ma sicuramente più concentrata. Fuochi d'artificio a tutte le ore, soprattutto nelle periferie della città, è un'altra problematica da attenzionare. Beh, se è un problema che mi viene segnalato sicuramente sì, però, ripeto, io non li ho sentiti finora. 2 giorni che sono a Siracusa non li ho sentiti, però certo è un tema assolutamente di interesse per la sicurezza delle persone, e quindi se ce ne sarà la necessità lo affronteremo insieme con la questura. Esistono degli strumenti, delle forme di regolamentazione di questa attività. Collaborazione sarà una delle parole chiave di questo incarico. Il nuovo prefetto, come ha detto in conferenza stampa, seguirà il consiglio del suo predecessore. Importante ascoltare, ha detto. Il servizio mense scolastiche nelle scuole di Palermo non è ancora partito, seppur l'anno scolastico sia iniziato già da quasi un mese. Il nodo potrebbe sciogliersi soltanto nella giornata di domani, data della seconda riunione fra la Coop, ditta che ha gestito il servizio negli ultimi anni, e la Vivenda, che si è aggiudicata invece la gara quest'anno, con i rappresentanti sindacali per definire il passaggio di una trentina di lavoratori dalla prima alla seconda, così come prevede la clausola sociale del contratto di lavoro nazionale.
Intanto però, mentre la burocrazia, come sempre, continua a primeggiare, gli studenti devono arrangiarsi per il pranzo e nelle chat scolastiche non si parla d'altro. Mamme e papà, in decine e decine di post, si chiedono quando partirà il servizio della mensa scolastica, denunciano i disservizi e si spingono a scrivere che sono pronti a scendere in piazza, a bussare alle porte degli uffici comunali per protesta. Una situazione surreale, con studenti, denunciano alcuni genitori, rimasti anche digiuni. Mio figlio, scrive un genitore, ha dimenticato il pranzo a casa e non ha praticamente mangiato nulla, è vergognoso. Bisognerà quindi aspettare l'esito della riunione di domani e poi capire se in settimana le mense ripartiranno, burocrazia permettendo. Viale Giuseppe Agnello, meglio nota ai siracusani come la Panoramica. Percorrendo questa strada, a 2 passi dal Parco della Neapolis, si vede il Porto Grande, ma l'occhio cade anche sul degrado. Da un lato la storia e la cultura, dall'altro l'incuria. Da un lato il teatro greco, dall'altro questo. A ditelo al vostro TG si sono rivolti alcuni ciclisti che percorrono questa arteria. Non c'è sicurezza, ci hanno scritto. Ed è proprio così. In alcuni punti mancano le ringhiere. Guardando giù, il suolo è a diversi metri di distanza. Un'assenza di barriere che quindi rappresenta un vero pericolo. Quelle che sono rimaste invece sono arrugginite. Ma non finisce qui. In molti tratti la vegetazione spontanea la fa da padrone. Rovi anche spinati che invadono la carreggiata. Così questa curva viene percorsa quasi alla cieca. E poi, al calar del sole, la pericolosità aumenta. Non c'è un faro, qui è tutto al buio. Sicurezza, ma anche decoro sono le richieste degli automobilisti per una strada battuta da siracusani e turisti. Un brutto biglietto da visita di Siracusa. 342 745 5005 è il numero della nostra linea WhatsApp. Segnalate quello che non funziona nelle vostre città. Non c'è tempo per rifiatare e specchiarsi. Catania e Messina, protagoniste vincenti nell'ultimo turno di campionato, si ritroveranno faccia a faccia domani sera per il primo turno di Coppa Italia, gara ad eliminazione diretta. Dal Massimino, per forza di cose, dovrà uscire la squadra che andrà avanti nella competizione nazionale. Essendo un derby e considerata la rivalità tra le due tifoserie, ai supporters giallorossi però è stata vietata la trasferta, non sarà certamente una partita qualsiasi, anche se i due tecnici, Tabiani e Modica, potrebbero ricorrere ad un ampio turnover per gestire le forze in campionato. Andrà in campo chi ha avuto poco spazio, chi dovrà mettere minuti nelle gambe, ma chi sarà chiamato in causa troverà gli stimoli giusti in un match da inquadrare nell'ottica dei 120 minuti, visto che in caso di parità al 90° sono previsti supplementari ed eventualmente calci di rigore. Formazioni in alto mare e che probabilmente verranno decise dai due tecnici soltanto nell'immediata vigilia dopo le consuete indicazioni delle rispettive sedute di rifinitura. Dopo il poker di Caserta, Tabiani potrebbe puntare ancora su Di Carmine e Chiricò e la sensazione è che almeno uno dei due possa giocare dal primo minuto. Nel Messina assenti Giunta e Salvo, probabile impiego di Domenico Franco, fin qui assente per squalifica. Al Massimino, calcio d'inizio domani alle 20:45, dirige Luigi De Angeli di Milano, assistenti Carella e Signorelli, quarto uomo Bonasera. Sugli spalti solo il tifo rosso-azzurro, visto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha imposto lo stop ai tifosi peloritani.